Buona giornata, benvenuti e bentrovati al nostro nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv, nostra e vostra web tv che vi regala tutte le nostre interviste, tutti i nostri servizi, reportage in modalità on demand. Per chi invece segue il regolare flusso e andamento di una tv, allora digitale terrestre, canale 95, Veneto e Friuli Venezia Giulia per Caffè TV 24 ogni sera intorno alle 19:40 nella seconda parte della serata e poi il giorno dopo nella primissima parte di mattinata nei nostri 3 appuntamenti dedicati appunto allo sport regionale e provinciale per quanto riguarda soprattutto la Marca Trevigiana, la provincia di Treviso. Subito con le principali notizie, è partito anche il mondiale di rugby in Giappone, lo sapete, c'è stata questa prima uscita dell'Italia che non ha entusiasmato, ha vinto contro la Namibia per 47-22, però la prestazione non è stata delle migliori, hanno brillato soltanto l'MVP della gara, Ruzza e Morisi, dobbiamo essere sinceri. Per quanto riguarda il prossimo scontro, domani nuovamente la nazionale sarà in campo contro il Canada, che sono giocatori fatti di un'altra pasta rispetto a quelli della Namibia. Europeo di volley, è finita l'avventura del volley maschile della nazionale italiana di Blangini contro la Francia, la rivincita ha visto un 3-0 pesantissimo fatto di una gara e frutto di una gara che ha visto una grandissima Francia con grandi giocatori in pieno spolvero, mentre l'Italia che ha avuto la possibilità di pareggiare i conti nel secondo set si è fatta annullare 3 set ball e poi ha perduto per 2-0 e conseguentemente 3-0 alla fine della gara, dove nel terzo set Blangini ha fatto ruotare un po' tutti perché ormai Blangini è alla ricerca di un nuovo gruppo su cui lavorare in prospettiva Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a sentire proprio Blangini. Chico Blangini, questa sera che cosa è successo? Una Francia troppo forte o un'Italia che è successo? È sempre difficile trovare una sola spiegazione ai risultati delle partite. Credo che sicuramente la Francia ci ha dato poche possibilità, quando le abbiamo avute non siamo stati bravi a sfruttarle e mi riferisco al finale di secondo set, perché in realtà per il resto la Francia c'è stata sempre largamente davanti col punteggio. Ho provato a trovare delle soluzioni diverse, perché comunque noi avevamo diversi problemi sia pre-partita che poi di natura tecnica durante la partita, quindi ho fatto delle scelte anche mixando le due cose, una chi aveva problemi extra tecnici, no? Antonov in parte o Antonena che ha stretto i denti finché ha potuto, Ivan si è dimostrato molto disponibile nel cercare di aiutare la squadra con un adattamento, insomma ci abbiamo provato e nel secondo set quasi ci riuscivamo, però poi purtroppo non è bastato, abbiamo perso il secondo set, poi nel terzo è stata dura dall'inizio e la Francia c'è sempre stata largamente davanti e ha meritato di vincere. Immagini della federazione, uno sconsolato Blangini, in effetti una partita che ha lasciato molti dubbi, a parte il fatto appunto che l'Italia ha dovuto rinunciare a Lanza, rientrato precipitosamente in Italia e poi ci sono stati degli episodi di gastroenterite che avevano colpito 3 giocatori e una condizione di salute di Oshmani non molto buona, ieri sera ne ha praticamente inficiato tutta la gara. Per quanto riguarda la Serie A e il calcio, anticipo della quinta giornata di campionato ieri sera, più che mai a spezzatino questa giornata e allora i risultati: Verona-Udinese 0-0 con una partita al Bentegodi che ha veramente lasciato poco allo spettacolo, e poi c'è stata in serata Brescia-Juventus dove tutti aspettavano Balotelli, invece Balotelli
Sì, ha giochicchiato, ha fatto anche benino, non ha entusiasmato più di tanto, la Juventus ha vinto 2-1 e questa mattina subito le cronache si aprono con un TG che conferma di aver visto, o dicono che ci sono delle immagini di Balotelli mentre fumava una sigaretta prima di iniziare a giocare. Sarà vero? Non sarà vero? Sarà per cose, insomma, ormai Balotelli è sulla bocca di tutti. Oggi Roma-Atalanta, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Inter-Lazio, Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo, Spal-Lecce e domani tocca al povero Milan, perché ultimo in classifica Giampaolo, e affrontare il Torino. Rischia parecchio a Torino e rischia forse anche la panchina già di Giampaolo. Andiamo in Serie B dove le Venete hanno fatto ottimi risultati, il Cittadella di Venturato chiedeva punti e così è stato, Cittadella batte Pescara 2-1, passa in trasferta il Venezia vincente per 2-0 sul campo di Chiavari contro l'Entella, il Pordenone alla Dacia Arena di Udine ieri sera ha pareggiato 1-1 con il Benevento. Nella Serie B femminile il Permac è capolista nel suo campionato, la formazione di Bortoluzzi attende il prossimo scontro in casa, il terzo in casa appunto alla Barison contro il Perugia. La Serie C, girone B in campo, questa sera gioca anche la Triestina dove è stato cambiato Pavanel, non è più lui il tecnico della Triestina, ancora Milanese non ha deciso chi sarà il sostituto, si parla di Sottil o Grassadonia, tanto è vero che questa sera in campo ci va l'allenatore della Primavera. Stasera la Triestina al Nereo Rocco affronta l'Arzignano, la Rossi Vicenza, Vis Pesaro, Imolese, Virtus Verona e Padova Cesena per andare ancora più che mai e confermare la fuga del Padova. Il nostro campionato di riferimento, oltre ad informarvi sulla Serie D, sarà quello di eccellenza, è un'eccellenza che alla quarta giornata vede sabato un anticipo per l'Eclisse Careni Pievigina che giocherà ancora in casa nel pomeriggio alle 16 contro il Montello. Terza giornata di promozione girone D, si parla quasi esclusivamente del momentaccio del Treviso che sta vivendo un momento particolare in questo campionato, appena cominciato e che lo vede rincorrere già la capolista Opitergina. Stasera il consorzio intanto degli sponsor ha organizzato un simpatico tour per mostrare a tutti, sportivi, stampa e tifosi, la condizione di salute del Tenni, un Tenni che è stato ripulito grazie anche alla collaborazione con l'amministrazione comunale e il sindaco Conte. Domenica infatti il Tenni vivrà la sua prima giornata del 2019 di gara contro il Marcon. Lasciamo il calcio e passiamo al basket. Vedete, ci sono i monumenti che sono stati, diciamo così, colorati di blu con questa immagine proprio per salutare il ritorno in Serie A1 di Treviso. Quando diciamo ritorno, insomma, dobbiamo specificare che Benetton aveva chiuso tutto e poi la TVB è stata brava con il presidente Vazzoler a ripartire e riportare la squadra in Serie A1. Si doveva giocare questa sera, invece si gioca domani sera 26 settembre con la super favorita la Milano Jeans Armani. Intanto il campionato è iniziato regolarmente ieri sera con Pesaro Fortitudo Bologna, ha vinto la Fortitudo Bologna per 80-72, 7-2. Stasera ci sono 3 gare: Trento contro Pistoia, Virtus Bologna contro Roma, Brescia Reggio Emilia, mentre domani tocca alla Umana Reyer Venezia scendere in campo nel derby contro Trieste, un derby un po' allargato, Veneto Friuli Venezia Giulia. In Serie A2 femminile il Ponzano sarà al via il 28 settembre in casa contro Bolzano, mentre in Serie B maschile, che seguiremo direttamente con le nostre dirette streaming ogni sabato, la Rucker farà il suo esordio sabato al Palasystem di Saccondi San Vendemiano contro Vigevano. Si dice di Vigevano che è una delle favorite per la vittoria finale.
Adesso il volley che attende la partenza il 13 ottobre del campionato. Intanto i tifosi con Paolone Sartori in prima linea hanno fatto già sapere che se volete seguire la squadra in Cina c'è una possibilità dall'1 all'8 di dicembre. Il costo è di 1.700 euro per singolo, in camera doppia, scusatemi, camera singola invece 1.800 euro, quindi se volete seguire e se siete amanti insomma dell'Imoco Volley Conegliano potete far parte di questa spedizione, chiamiamola così, per il mondiale e vedremo come andrà a finire. E per quanto riguarda il campionato si inizia il 13 ottobre, mentre il campionato è iniziato, o meglio la stagione è iniziata con la maglia dell'Imoco anche per la De Cruyff, che ci ha provato a parlare in italiano, ma lei è bravissima, oltre che bellissima. Anche questa stagione voglio provare, ok, vincere, provare no, perché voglio vincere il Champions League e secondo me abbiamo la possibilità con questa squadra per sì. Parli bene italiano? Sì, ma sono già caldo. Senti, come sarà avere adesso Egonu in squadra e non pensare più come doverla fermare? Un po' più facile, no, sono molto felice con lei, è un grande giocatrice, scusa. Sì, sempre meglio nel nostro campo. Sì, spero sì, veniamo in gennaio. Ovviamente è un dream. Sogno, sì, no, conosco questo. Sì, è sogno per la seconda volta Olimpia. Ma è difficile con Turchia, Polonia, Germania, Belgio, sì, sì, tutte le squadre, è difficile ma c'è una possibilità e sì, spero. Spera naturalmente di andare alle Olimpiadi, noi speriamo che il De Cruyff lasci il segno, è un bel segno in campionato, in Champions, in Coppa, insomma ha detto che vuole vincere un po' tutto e noi ci siamo. Novità anche nella A3 di pallavolo maschile, c'è Motta di Livenza che si troverà nel girone le altre venete che sono Portoviro, San Donà di Piave e la Friulana Prata. Si inizia il 20 ottobre in trasferta a Torino, la prima in casa invece il 27 ottobre contro Bolzano. Al via per finire anche il torneo, o meglio il campionato, possiamo dire campionato del mondo Pro 14 per il rugby e iniziano i leoni della Benetton, iniziano sabato 28 a Monigo alle ore 18:15 contro i campioni in carica, ovvero il Leinster. È una giornata, sarà una giornata particolarmente interessante e particolarmente bella che vi invitiamo a non perdere. A tutti voi buona giornata.